Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Apriamo con l'ennesima notizia di violenza tra le mura domestiche. Giuseppe Consumare, di 52 anni, si è consegnato ai carabinieri in merito all'accusa di tentato omicidio dell'ex moglie avvenuto ad Altarello, nel Palermitano. La procura ha emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti ed è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Si presenterà davanti al GIP per la convalida nei prossimi giorni. L'uomo, panettiere di professione, si stava separando dalla moglie ed è stato accusato di aver tentato di ucciderla con un grosso coltello da cucina. Un altro incidente sul lavoro è avvenuto in Sicilia, questa volta a Modica, dove un operaio è rimasto ferito in un'azienda che tratta materiale plastico. La vittima, un uomo di 40 anni, è caduto da un muletto battendo a terra la testa. Al momento i carabinieri stanno conducendo le indagini per capire le cause dell'incidente, mentre il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro dell'azienda sanitaria locale sta effettuando i rilievi necessari. L'operaio è stato soccorso dai suoi colleghi e poi è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverato al Trauma Center con prognosi di 30 giorni. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha reso noto che aveva chiesto a ITA, la compagnia aerea pubblica italiana, un aumento dei voli e una diminuzione delle tariffe per il mese di aprile. Oggi ITA ha risposto con una lettera che ha parte soddisfatto le richieste, accettando l'aumento dei voli ma mantenendo le tariffe sotto controllo. Tuttavia Schifani ha anche sottolineato che rimane irrisolta la situazione di cartello tra ITA e Ryanair, che hanno creato prezzi esorbitanti per i voli verso la Sicilia. La situazione è stata anche denunciata all'antitrust. Infine, decreto sul ponte dello Stretto di Messina, approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede il riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera. La società Stretto di Messina avrà una nuova e moderna governance con la partecipazione del MEF e del MIT, evidenziando l'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Si riparte dal progetto definitivo del 2011, che verrà adeguato alle norme tecniche attuali e di sicurezza ambientali. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.